Da Roma a Los Angeles, passando per Cison, a Soligo in Rete abbiamo Fabrizio Fabbri e Edoardo Caianello, autori del libro Kobe Bryant e il morso del mamba. Che tipo di esperienza ha rappresentato per un giornalista della carta stampata scrivere un libro su uno dei più grandi campioni dell'NBA? Uno stimolo e un po' la realizzazione, del sogno da bambino, perché scrivere e raccontare di un personaggio che comunque ha segnato la propria carriera professionale, ma soprattutto quella di appassionato e di tifoso, è molto importante. Poi la cosa bella nella costruzione di questo libro scritto a quattro mani con Edoardo è stato quello di andare a frugare nei ricordi italiani di chi lo ha vissuto, oltre a quelle che sono le vittorie che conosce poi il mondo a qualunque latitudine. Kobe è un personaggio particolare con tante sfaccettature positive e negative, che ha regalato 20 anni di successi e di motivi per poter essere raccontato, e quindi tra virgolette è stato poi anche facile e bello raccontarlo. Dunque un omaggio italiano a Kobe Bryant, al papà Joe Bryant. Chi sarà il prossimo Kobe Bryant nell'NBA e quindi nella pallacanestro mondiale? È la classica domanda da $1 milione. Credo che ad oggi mi sbilancio, dico Damian Lillard assomiglia molto a Kobe Bryant, c'è un Paul George che però si candida anche ad erede dal punto di vista tecnico, sportivo di Kobe Bryant, però un invito un po' generale al non cercare per forza un suo erede. Godiamoci i giocatori per quello che sono stati, con i loro pro e i loro contro, perché poi è bello, ognuno ha la propria diversità. Grazie ancora a Edoardo Caianello e Fabrizio Fabbri, e noi vi diamo appuntamento a Soligo in Rete qui a Cison di Valmarino.